Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si inizia questa riunione di corsa con una prova gentleman, 11 al via, Gilera, Ginevra Mark, Java dei Greppi, Glera, Giovinezza Bella in prima fila, in seconda Gin Tonic Cup, Giorgio dei Greppi, Grizetti Laxmi, Gambler Trio, Gas Gas BFC, Go Plus, SM. Problemi per Go Plus, SM per Giovinezza Bella. Partiti. Sbaglia Gas Gas BFC. Va al comando Ginevra Mark nei confronti di Gilera, all'esterno Java dei Greppi, poi Giorgio dei Greppi, partito molto bene dalla seconda fila, a precedere Gin Tonic Cup, quindi Gambler Trio. Il completamento dei primi 200 metri di corsa in 15,7. Si va sulla retta opposta alle tribune con Ginevra Mark che conduce nei confronti di Gilera. La mossa da parte di Gin Tonic Cup che prova a puntare in avanti, Java dei Greppi avanza allo scoperto e così Gin Tonic rimane in terza ruota perché è bucato all'interno da Gambler Trio. 31,3 il primo quarto di gara con Ginevra Mark a condurre, al suo esterno Java dei Greppi e allo steccato rimane Gilera. Terza ruota per Gin Tonic Cup, seconda pariglia per Gambler Trio, terzo in corda è Giorgio dei Greppi mentre galoppa Glera che viene così scavalcata da Grizetti Laxmi, prova a ritornare Gas Gas BFC dopo l'incertezza iniziale. 1-1-7 per i primi 800 di gara con Gin Tonic Cup che insiste in mezzo alla pista, cerca di aggirare il gruppo e portarsi sui primi. Ginevra Mark continua in vantaggio in controllo nei confronti di Gilera, Gin Tonic Cup che continua ad avanzare all'esterno. Dal fondo la mossa di Gas Gas BFC che prova a dare il parziale, trova l'anticipo da parte di Giorgio dei Greppi che si sposta dalla corda quando siamo a 400 dal palo. 1.33,5, 31,8 però questi 400 metri di rifiato per Ginevra Mark che ora prova a riallungare. In corda c'è sempre Gilera che attende aria per poter respirare in mezzo alla pista, è sempre proteso Gas Gas BFC. Ginevra Mark è in vantaggio all'ingresso addirittura d'arrivo nei confronti di Gilera che prova a muoversi dalla sua scia. Ginevra Mark in vantaggio su Gilera, poi ancora Gin Tonic Cup, cala Ginevra Mark, passa Gilera che si ingamba di dentro e viene a vincere nei confronti di Ginevra Mark. Poi Gin Tonic Cup che fa una mostruosità, 1.17,4, 39 gli ultimi 4. La vittoria di Manuele Casillo in salchi a Gilera. Gennaro Casillo al training, i colori della scuderia Cumana per il 4 anni da Gambling B e Trilli Holz che da comodo secondo in corda approfitta del calo finale di Ginevra Mark, passa e vince nettamente il numero 2 al primo posto, il 3 di Ginevra Mark al secondo, il 7 di Gin Tonic Cup al terzo, quindi 2, 3, 7 il probabile arrivo in numeri della prima dall'Arcoveggio.